Bene, intanto benvenuti a tutti quanti. Questo che è il quarto incontro del percorso del Patentino del Montello. Quest'anno è volato, devo dirvi, nel senso che non me ne sono quasi neanche accorto. È stato sicuramente molto, come si dice, beh, sicuramente molto coinvolgente, nel senso che gli operatori, anche grazie a questa formula del lunedì mattina che ha permesso a molti di essere presenti, soprattutto tra le attività produttive. Vedo che ha funzionato, è stato affrontato il tema della promozione e soprattutto nell'ambito food and wine in maniera trasversale. Abbiamo anche l'ultima volta, nell'ultimo incontro che abbiamo affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, come applicarla, abbiamo visto anche dei casi pratici. C'è stata molta partecipazione, anche è stato al di là della simpatia, voglio dire, nell'affrontare determinati argomenti, riteniamo che sia stato utile. Oggi affrontiamo un tema molto interessante che è, diciamo, il collegamento con le politiche regionali e introduciamo la Veneto Card grazie a Stefan Marchioro che è in linea della direzione turismo che poi introdurremo, e Nadia Panato e Chiara Marangoni di Coop Culture. Ma prima fatemi introdurre l'assessore Maccari. Ringrazio di averci ospitato qui a Giavara del Montello in questa splendida villa che speriamo di usare per tantissime altre fantastiche iniziative. Se vuoi venire a salutare i nostri... Sì, 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 mettiti anche sediti pure che io giro la videocamera a tuo favore, che così ti possono vedere anche da casa. Intanto grazie a tutti, siete qua e complimenti perché è una cosa necessaria. Voglio ringraziare Confcommercio, Confartigianato e Coldiretti per il supporto. Confcommercio da anni che crede in questa attività di patentino dell'ospitalità e io sono particolarmente promotore di creare la cultura e la conoscenza e la competenza quando si tratta di qualsiasi attività che si promuove o che si vuole intraprendere. Questo percorso è proprio questo, nel senso stiamo dando la possibilità di promuovere il nostro territorio, che è un territorio che non ha nulla da invidiare ed è ricco veramente di opportunità in tantissimi modi, e dare a voi, e voi vi siete messi in gioco e questo è da apprezzare tantissimo, la cultura per farla diventare in competenza. La competenza di poter accogliere persone e spiegare a loro cosa possono vivere e cosa possono trovare in questo territorio. Quindi vi ringrazio e ringrazio a nome dell'amministrazione di Giavara, che fa parte poi della DMC e di tutta la protezione turistica del Montello, perché siete i pionieri e siete speranza anche perché possiate promuovere insieme a noi, ma attivamente come competenza, questa collina che veramente fa parte di un comprensorio che non ha nulla di invidiare. Quindi ringrazio la Thyssen per il lavoro fatto e la competenza che sta dimostrando nei vostri confronti. Vi auguro una buona continuazione e insomma, crediamoci. Assolutamente. Okay? Grazie, buona giornata. Grazie Assessore. E allora a questo punto lo hai nominato, io chiamerei qui anche Cristian Brugnaro di Confcommercio. Lascio il posto così lo vediamo. Ottimo, lo vediamo Ancora, bene, arrivederci, grazie. ancora. E qui con noi Cristian Brugnaro del mandamento di Aso del Montebelluna di Confcommercio. Diciamo il patentino dell'ospitalità nel Montello nasce con voi. Sì. E siamo arrivati. Quest'anno non me ne sono neanche No, quasi. quest'anno, allora intanto buongiorno a tutti e grazie Francesco. Quest'anno non ce ne siamo accorti solo perché abbiamo introdotto questa formula, diciamo, un po' più di interazione infrasettimanale che abbiamo provato. Se capiremo poi alla fine anche se è stata utile, se ha potuto migliorare o complicare insomma agli utenti e
vari corsisti che hanno partecipato, perché noi il patentino, come diceva giustamente prima anche l'assessore Macari, deve essere uno strumento, no? E quindi deve essere un'opportunità per chi viene ed accede sia online che in presenza, ma per noi sono comunque come posso dire, fanno degli ambasciatori, no, del territorio, quindi devono essere messi nelle condizioni di poter usufruire al meglio. Ringrazio e saluto con piacere i vari rappresentanti regionali a partire da Stefano Marchioro, che è da un po' che non ci sentiamo, ma sempre con piacere vedo e apprezzo e seguo i vari percorsi che stanno portando avanti in regione, e anche la stessa cosa porto e ringrazio sia Nadia che Chiara per la presenza tecnica di oggi come Cop Culture, giusto, la pronuncia è Sì, corretta? sì, 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 Perfetto, sì. perché non volevo mettere lettere al nome. E che dire, allora, questo è il quarto incontro, ma che non chiuderà il percorso come sempre, ci sarà una ulteriore nostro momento di incontro che sarà un vero e proprio convegno. Lo stiamo definendo, quindi saremo più precisi a breve termine. Sarà comunque, diciamo, da un punto di vista temporale, verso la fine di giugno, per permettere anche, diciamo, lo svolgimento delle elezioni che sarà l'8-9 giugno, e quindi aspettiamo che ci siano anche i neosindaci, i neoassessori da poter invitare al convegno. E oggi è una giornata fondamentale perché parliamo di di una novità assoluta a livello regionale, che è la Veneto Card, che verrà illustrata e ne parleremo nelle sue opportunità. E come ricordo sempre, questo percorso è un percorso che parte dal Montello, quindi il Montello è il territorio nativo, ma che poi, come avete avuto modo anche di vedere, stiamo cercando di esportare anche nei territori limitrofi, proprio perché riteniamo che almeno i territori, diciamo, vicini possano dialogare e parlare nella stessa modo, con gli stessi strumenti, con la stessa formazione, e guardando sempre a un aspetto non di micro realtà, ma a macro aree. E questa è la cosa fondamentale, perché il turismo fatto a quartieri non è la soluzione alle tematiche delle nostre imprese che rappresentiamo e che ci chiedono massima capacità di costruire reti. Bene, lascerei la parola ai relatori e ci vediamo più tardi. Bene, allora molte grazie. Ringrazio io tutti quanti. Allora, a questo punto lascerei la parola a Stefano Marchioro della Direzione Turismo per l'introduzione e lo svolgimento di questa, diciamo, di questa parte. Grazie Stefano, intanto per l'invito. Sappiamo che sono momenti con concomitanze di progetti, ma voglio dire, bene così. Intanto grazie e bentornato anche tu nel Montello. Grazie, grazie Francesco, buongiorno a Però ti tutti e a sei tutti. frizzato e No, io ci adesso sono, vediamo io mi se il vedo. problema è... No, provo a usare un altro. Io mi vedo e mi sento, non so voi? Allora, provo. Noi adesso ti sentiamo. Ok, ok. Sì, sì, adesso ti sentiamo. Speriamo bene che la tecnologia ci supporti, ci aiuti. Grazie Francesco, buongiorno a tutti e a tutti. Mi spiace non No, essere... Che succede? E adesso siete fermi. Ah. allora provo a cambiare la rete. Scusami, ma provo solo a... Ok, io ci sono. Ditemi voi quando mi sentite e mi vedete soprattutto.
Sì, forse è lì che hanno problemi, credo, non perché chi è collegato credo mi senta e mi veda. Anche Nadia vedo che annuisce, Sì, noi anche... sentiamo e ti vediamo. sono loro lì in sala che hanno problemi, Adesso, evidentemente. no, no, adesso dovrebbe funzionare, abbiamo cambiato la rete, per Ok, cui va ottimo, bene, grazie. bene, insomma, la tecnologia è Grazie, bella, ma ogni ciao. tanto riserva qualche criticità. Mi spiace non essere lì con voi questa mattina, ma diciamo oggi dobbiamo scegliere la nuova agenzia, diciamo, di comunicazione che ci accompagnerà nella predisposizione del nuovo sito di Veneto EU verso Milano Cortina 2026. Però seguiamo sempre con piacere gli appuntamenti del Pantentino dell'Ospitalità nel Montello, perché è un'iniziativa che va di pari passo con alcune linee strategiche del piano regionale. Penso alla carta d'accoglienza che abbiamo presentato più volte, come dire, in quel territorio, e penso all'informazione e accoglienza diffusa, diciamo, cioè il coinvolgimento di attività commerciali, pubblici esercizi e quant'altro che anche con Confcommercio e con, diciamo, il Montello abbiamo sviluppato insieme ad altri attori della destinazione. Oggi, e vado a condividere lo schermo, oggi andiamo a presentare insieme alle colleghe di Coop Culture, Nadia Panato e Chiara Manangoni, spero che si vedano le slide, andiamo a presentare, come dire, un nuovo strumento, anche questo frutto, se vogliamo, proprio diciamo, del piano strategico del turismo Veneto 2022-2024, che vede peraltro, insomma, sia Thyssen che Stefano Landi associati affiancarci anche nel nuovo percorso che partirà, diciamo, verso fine mese, anzi a metà mese col kick-off meeting, e poi il 25-26 inizieremo i tavoli, come dire, i processi partecipativi, per dire che, insomma, le cose che poi si condividono in questo piano, che è il piano del sistema turistico regionale, cioè non è il piano della regione del Veneto, ma il piano di tutto il sistema turistico regionale, poi vede, come dire, anche una sua attuazione, insomma, ecco. Questo, se volete, è stato un percorso un po' più complesso, quello della CARD. Perché? Perché avevamo, come dire, l'obiettivo di, diciamo, vediamo se adesso la tecnologia non soccorre a me e quindi vado un attimo a ricondividere perché vedo che non mi scorrono le slide, quindi speriamo, facciamo così, vediamo se... Vediamo. Ditemi se poi le slide scorrono, vediamo. Allora, noi le vediamo, vero? Sì, sì, Però non le slide si vedono. scorrono. No, Mi però pare non che non scorrono. scorrono, no. Ai ai ai. Vabbè, oggi va così. Vediamo, provo a fare un'altra cosa. Condivido che cosa? Mhm. Condivido lo schermo 2, ma era quello che avevo già fatto. E vediamo se a questo punto no, non vedo che vadano avanti. Sì, adesso vanno avanti. Sì. Ok. Allora, questo progetto nasce appunto nell'ambito del piano strategico del turismo veneto, vede coinvolti sostanzialmente oltre alla regione, Veneto Innovazione che è la nostra società in-house, Coop Culture che come molti di voi sanno gestisce diversi attrattori un po' in tutta Italia, ha un'esperienza nell'ambito della gestione dei pass e delle card turistiche e in Veneto gestisce diversi, come dire, uffici turistici, quindi poi si presenteranno loro. E un altro partner che forse vi è noto è Feratel perché gestisce ormai da 8 anni il nostro Destination Management System, che in qualche modo poi vedremo essere collegato al tema della card. Qual era l'obiettivo? Qual è l'obiettivo del progetto? Le card turistiche le conoscete un po' tutti, probabilmente le avete utilizzate quando visitate qualche destinazione in Europa e in Italia. Sono normalmente delle destination card, quelle che utilizziamo quando facciamo i fine settimana lunghi a Berlino, a Londra, a Parigi o anche nelle nostre città, come dire, italiane, a Torino, a Roma e quant'altro.
E ovviamente anche in Veneto esistono delle card turistiche, penso alla Verona Card, che è una delle più longeve, alla Venezia Unica Card, ma anche alla, diciamo, alla Padova Urbs-Picta Card. Queste card si rivolgono normalmente al turista appunto stanziale nella destinazione. Invece l'obiettivo che è sotteso alla Veneto Card, un po' come avviene in altre parti d'Europa, penso soprattutto all'Austria, alla Kärnten Card, alla Steiermark Card, l'obiettivo è quello di rivolgersi invece a turisti stanziali, e questo avviene già molto spesso in Veneto. La presenza di turisti, penso ai turisti che soggiornano nelle nostre località balneari della costa o a quelli che soggiornano al lago, alle terme, sono normalmente turisti rispetto al turista che sta nelle destinazioni urbane o nei centri storici, che ha una permanenza media leggermente più lunga, in alcuni casi una settimana, anche 10 giorni. E io, ad esempio, ho gestito per molti anni la destinazione di Terme Euganee Abano Montegrotto, e quel turista normalmente è già abituato a visitare, come dire, diverse località, diverse destinazioni del nostro Veneto, pur rimanendo stanziali alle terme. Dalle terme vanno a visitare Padova, Treviso, appunto il Montello, le colline del Prosecco, Verona, Vicenza, Rovigo, cioè tutte le sedi dove possono esserci elementi espositivi o dove si possa, diciamo, ad esempio, degustare la nostra enogastronomia o visitare, come dire, luoghi, come dire, con grandi attrazioni sia storico-naturalistiche e culturali. Quindi la card si rivolge a loro, quindi non si sovrappone alle card di destinazione. E l'obiettivo era anche quella di creare un prodotto che online, e lo spiegheranno bene poi Nadia e Chiara, fosse completamente componibile, e invece presso gli attrattori, presso gli uffici turistici, fosse in qualche modo invece fruibile per tematismi. Un po' come quando andiamo al ristorante, molti di voi gestiscono, come dire, anche esercizi di ristorazione, e in alcuni casi c'è il menù à la carte, no? Quindi quello che in qualche modo online noi potremmo comporre completamente sulla base dei nostri interessi, e invece magari poi, per rendere più semplice la cosa, delle volte proponiamo, che ne so, il menù di carne, il menù di pesce, il menù vegetariano, e all'interno di questo possiamo selezionare comunque, come dire, diversi primi, diversi secondi, eccetera. Ecco, il principio della card, della Veneto Card, è un po' lo stesso, cioè quella di essere totalmente o in parte componibile online, e invece presso gli uffici turistici, presso gli attrattori, dove non si può presentare diciamo, oltre 50, come dire, attrattori presenti nel menu della card, si andrà, come vedremo tra poco, per tematismi. E quindi ognuno di noi potrà scegliere dei tematismi. Dico ognuno di noi perché la card si rivolge sicuramente al turista, come dire, stanziale, dicevo, che si ferma una settimana, 10 giorni, ma la durata della card, vedremo, travalica, come dire, l'anno, e arriveremo poi alla primavera dell'anno prossimo come durata della card. E quindi questo potrà consentire anche a cittadini del Veneto, evidentemente, di visitare alcuni luoghi, e vedremo poi che questi luoghi sono stati organizzati per ambiti geografici o di attrattori che hanno elementi, come dire, in comune, per rendere più facile la fruizione. Ma tutto questo viene dopo un grande lavoro di benchmark, di confronto tra le diverse card, sia estere che italiane, e sia poi delle card presenti in Veneto, attraverso una mappatura poi dei possibili attrattori, e attraverso un confronto che abbiamo svolto con le destinazioni, proprio per dare forma e per dare un obiettivo, come dire, che fosse effettivamente fruibile sia per turisti che per cittadini. L'idea è quindi quella di creare diversi prodotti turistici tematici che, diciamo, siano facili da fruire. Ricordo che i vantaggi delle card sono diverse. Normalmente noi siamo abituati a vedere più il tema della scontistica. Certo, il valore, diciamo, il vantaggio economico è importante, e speriamo che l'anno prossimo, dopo questa prima fase di start, aumentino anche gli attrattori che
si uniscono, come dire, alla Veneto Card, ma aumentino anche, come dire, le disponibilità diciamo, offrire questi attrattori a un costo, diciamo, effettivamente vantaggioso, ma quello che in qualche modo voglio sottolineare è che la funzione della card è una funzione, come dire, di messa in fila della filiera turistica, in questo caso regionale. E questo consente anche a attrattori a volte meno noti o a, diciamo, elementi della filiera che altrimenti non sarebbero forse, diciamo, a portata di conoscenza del nostro potenziale turista, di essere conosciuti e resi fruibili. Quindi c'è un effetto traino, come dire, che la card esercita nei confronti dei contenuti degli attrattori che sono presenti nella card. L'altro elemento a favore dei turisti è la facilità, come dire, che poi l'utilizzo dello strumento comporta, perché il turista che magari viene dalla Germania, dalla Baviera, dal Baden-Württemberg o dall'Austria o quant'altro, avendo a volte anche necessità, come dire, di comprendere facilmente cosa il nostro territorio offre, può farlo attraverso la card, conoscendo la card sia attraverso il mini sito che andremo a varare, sia attraverso il flyer che distribuiremo presso i nostri uffici turistici, e quindi, come dire, venire a conoscenza di attrattori che forse non avrebbero intercettato. Quindi l'elemento della card, dico sempre, è un elemento di gestione delle destinazioni, ma in questo caso di gestione dell'offerta turistica veneta, perché facilita, come dire, sia la costruzione dell'offerta e agli attori dell'offerta nel presentarsi, ma facilita anche e soprattutto il turista nel poter fruire di queste proposte. E il sistema si basa, come dire, sul lavoro di Coop Culture, che appunto ha messo in fila gli attrattori, e si basa sull'apporto appunto di Ferratel, che gestisce anche il nostro Destination Management System. Per chi non conosce il DMS, anche se nelle edizioni precedenti del patentino l'abbiamo presentato, è un software di back office che utilizzano gli uffici turistici, che utilizzano le destinazioni per gestire in modo integrato tutta l'offerta del nostro territorio, l'informazione, l'accoglienza, la promozione, la commercializzazione. Chi di voi, ad esempio, aderisce all'informazione e accoglienza diffusa può usare il DMS per consultarlo, per sapere qual è il calendario eventi della vostra destinazione o i punti di interesse che sono valorizzati. Dallo scatolone del DMS, come lo chiamo io, noi alimentiamo diversi siti di destinazione, quello del vostro territorio, quello dell'OGD del Trevigiano, Veneto e un domani anche Italia.it, e appunto poi attraverso questa semplice link key possono usufruirne anche, come dire, gli attori dell'informazione e accoglienza diffusa. La cosa interessante è che nello scatolone del DMS noi non carichiamo solo gli eventi e i punti di interesse, ma laddove le destinazioni sono organizzate, ad esempio nel Trevigiano si sta facendo un lavoro, come dire, per organizzare l'offerta, diciamo, mettiamo a disposizione anche le esperienze che il territorio è in grado di fruire. E quindi, grazie all'abbinamento tra DMS e Veneto Card, nel sito della Card e diciamo, negli strumenti anche che mettiamo a disposizione tramite il DMS, lanceremo in parallelo alla Card anche una Veneto app, Veneto Around Me, che è una progressive app che potrà consentire, come dire, a chiunque la utilizza, non si scarica dagli store, ma è un link, quindi facilmente aggiornabile. E diciamo, attraverso l'app noi scopriremo, come dire, le esperienze, gli eventi del territorio, ma potremo anche, in quel caso, acquistare anche la card, ma non solo la card, ma abbinando la card anche alle esperienze. Quindi il card system di Ferretel si sposa con il DMS. Ferretel è una realtà molto affermata, come dire, in Europa. Come Destination Management System lo utilizziamo noi in Veneto, lo utilizza anche l'Abruzzo, lo utilizza anche il Trentino. Adesso il Ministero del Turismo l'ha messo a disposizione di altre 5 regioni e attraverso questo sistema noi alimenteremo, oltre che Veneto EU, anche Italia.it. Ma loro sono molto, diciamo, nascono in Austria, gestiscono 26 delle 30 top destination austriache e diciamo sono presenti anche in Slovenia, in Germania, in Svizzera
e in molte realtà gestiscono anche, oltre al DMS, anche i sistemi di card turistiche, abbinando la tecnologia del DMS a quella del card system. Ad esempio, anche i nostri cugini del Friuli usano il card system di Ferratel per la loro card. Quindi anche qui, oltre all'apporto, diciamo, contenutistico di Coop Cultura, abbiamo un apporto tecnologico ben consolidato, ben sperimentato. E noi ci apprestiamo, voi siete tra le prime realtà che vengono a conoscenza delle card, è una delle prime realtà a cui presentiamo la Veneto Card. Aspettiamo anche noi che passino le elezioni per poterla presentare e lanciare adeguatamente insieme all'assessore Caner, lanciando contemporaneamente la card, ma anche la Veneto Around Me app. Però volevamo, come dire, anche con l'apporto di Veneto Innovazione, che è il nostro braccio operativo, anticipare a voi che avete fatto questo percorso di cultura dell'accoglienza, dell'ospitalità, questo strumento, dove speriamo che l'anno prossimo siano a bordo anche diversi attrattori del vostro territorio. Ce ne sono nel territorio trevigiano, come vedremo tra poco dalla presentazione di Nadia e di Chiara, ma contiamo di arricchire anche con la collaborazione di Twissen, eccetera, il paniere, come dire, dei contenuti, delle esperienze che potranno alimentare sia la Veneto Card che il DMS. Ecco, io mi fermerei qui, era solo per raccontarvi un po' il percorso, perché nel vivo dei contenuti della card adesso entrano le colleghe, come dire, Nadia e Chiara di Coop Cultura. Intanto io vi auguro un buon lavoro e complimenti ancora per questo percorso di cultura e accoglienza. Grazie a Thyssen, grazie a Confcommercio e anche grazie al Montello, come dire, che ci coinvolge sempre in queste iniziative. A presto. Grazie a te, un applauso anche per la tua rinomata chiarezza e diciamo, abbiamo visto anche come è ben integrato tutto il progetto, non avevo dubbi, ma insomma, e grazie per avercelo in qualche modo anche anticipato. E siamo curiosi, per cui io lascerei la parola alle colleghe di Coop Culture. E intanto grazie per aver accettato l'invito e siamo curiosi, ecco. A voi la parola. Buongiorno a tutti. Allora, parlo io come coordinatore del servizio per Coop Culture. Nadia è insieme a Vittoria il personale dedicato. Nadia ha da 2 anni a questa parte aiutato me a instaurare un rapporto con ogni fornitore. Quindi siamo partiti dalla mappatura dei possibili attrattori e dai comuni ai gestori privati abbiamo contattato innanzitutto i musei, le realtà museali, perché i musei civici sono la prima accoglienza, quindi sono i primi attrattori che mappano il nostro territorio. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere i comuni, le municipalità, ed è stato un lavoro indubbiamente che ha richiesto molto tempo e molti passaggi per i tempi che vengono richiesti dalle amministrazioni pubbliche, mentre con le proprietà private, insomma, ci si è capiti un po' prima. Comunque sia, siamo arrivati a una 50ina di attrattori. Ora non vi vorrei annoiare ulteriormente con delle slide, perché Stefano ha già mappato e ha fatto una visione, una panoramica molto ampia, per cui ci soffermeremo solo su alcuni punti. Quello che mi fa piacere comunicare è comunque il traguardo raggiunto, nonostante appunto le difficoltà al dilazionarsi dei tempi. Per cui adesso abbiamo Vittoria, che è la collega che oggi non ha potuto collegarsi, che sta insieme a Nadia, logicamente configurando tutti i fornitori. Come vi ha raccontato Stefan, il partner tecnologico Ferratel permette di integrare in questo mini sito dedicato a Veneto My Card sia il TOSC, quindi la lettura di tutti quelli che sono i dati che ogni ufficio turistico inserisce nel DMS, quindi nel Destination Management System, e una lettura anche molto agile, integrata, che si può integrare anche per quelli che sono gli organizzatori
agenzie viaggio o quant'altro di experience, di esperienze, per cui il vostro territorio diventa giustamente un partner che speriamo possa presto salire a bordo, perché si va dalle consuete degustazioni in cantina alle passeggiate, ai giri con il noleggio della Vespa, piuttosto che altre esperienze molto peculiari e particolari di cui il nostro territorio veramente presenta una ricchezza e una varietà notevoli. Quindi la card dà una possibilità anche a noi veneti di girare il Veneto a prezzi agevolati, di visitare musei che, qualora non avessimo scontistiche per l'imperità o per altri così riconoscimenti, possiamo avere gli accessi a delle tariffe estremamente interessanti, scontate, quindi permetterci di girare la nostra regione, di visitare e conoscere non solo importanti musei, musei molto meno noti, meno conosciuti, che sono delle realtà preziosissime del nostro territorio, piuttosto che fare delle esperienze, quindi appunto dalla degustazione al giro alla visita. Questo è il lavoro che abbiamo cercato di portare avanti, ispirandoci alle card di cui Stefan ci ha così indicato come punti di riferimenti virtuosi. E questa card ci permetterà di visitare il Veneto con cifre veramente vantaggiose in tempi lunghi, dai 6 mesi all'anno. Quindi ci invita a tornare, a ritornare, a visitare e a fare esperienza. Vediamo di condividere lo schermo se riesco velocemente. Scusatemi perché non è questo, bensì. Spero che vediate tutti. Fatemi qualche riferimento se non vedete, perché se condivido lo schermo io non vi vedo più. Allora, sì, Chiara, stiamo vedendo diciamo, una cartella che è documenti Ecco, card. sì, perché Adesso devo hai aprire il aperto documento. Esatto, Bene, sì, esatto. sì, 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 stavo facendo la telecronaca. Grazie Quindi mille, vediamo. Prego. gentilissimo. Allora, Sì, metti pure vediamo in se ci... presentazione magari. perché ho il banner che coincide, vediamo un attimino, via la presentazione. Ok. Ok, perfetto. Allora, questo è un po' il riassunto di quanto ci siamo detti fino a qui, quindi la trasversalità e la ricchezza di questa card che senza dubbio nasce con come un aggregatore, perché non dobbiamo neanche confondere i nostri turisti, soprattutto gli stranieri, perché il nostro territorio è ricchissimo. Anche noi spesso ne abbiamo una conoscenza solo che parziale, per cui lasciare tutto open diventava un po' magari precludente, perché uno va a pescare sempre i soliti noti e si lascia dietro magari meno noti. Quindi abbiamo cercato di creare una, speriamo quanto più equa, ehm, un'equa raccolta, diciamo così, di mettere insieme, di associare insieme musei che vadano per consonanza fuori dal territorio, così che non entriamo in concorrenza, come diceva giustamente Stefan, e lo ribadiamo, con le possibili card cittadine, e permette di unire diverse città e diverse destinazioni e rilanciare sempre di più la possibilità di visitare e ampliare l'offerta, perché come dicevamo, se io do dei tempi lunghi, posso permettermi di ottenere scontistiche anche in un momento ulteriore, in un secondo momento, di aggiungere qualcos'altro. La cosa molto bella che è importante è anche che avremo la possibilità, vediamo, ecco, questo è il racconto delle puntate precedenti, è la possibilità appunto di dare visibilità con il sito Veneto My Card non solo a quello che vi è nella card, ma quello che si potrebbe avere. Quindi magari ci sono alcuni biglietti di mostre temporanee che, essendo SIAE, hanno logicamente una contabilità differente, per cui rimandiamo attraverso chi ha acquistato una card tematica, come adesso vedremo alcuni esempi, la possibilità di comprarsi l'accesso, l'ingresso alla mostra temporanea, mettiamo caso a Rovigo, a Palazzo Roverella,
che è una sede anche importante di mostre temporanee, ma non è una sede museale, pertanto la bigliettazione è ben diversa, è soggetta a SIAE. Allora cambia, io posso rilanciare degli eventi, posso rilanciare delle presentazioni, posso rilanciare un vernissage e delle occasioni di condivisione. Siamo arrivati a più di 50, e non ci sembra vero, dopo 2 anni e passati, con gli attrattori della regione con cui iniziamo un percorso, certamente non facile, perché Coop Culture diventa un pochino il, il venditore, quindi noi incasseremo logicamente, per poi ridistribuire logicamente le quote parte dei fornitori che sono saliti a bordo con un prezzo, diciamo, calmierato, convenzionato, col quale concedono l'ingresso ai musei e ai loro monumenti. Qui vedete un'ampia mappatura da Castelfranco Veneto a Montebelluna, a Verona, ecco, piuttosto che il territorio del Trevigiano, scusatemi, il museo Mestre, va bene, Caorle, perché abbiamo cercato logicamente di andare incontro ad una ampia panoramica, non solo a un singolo, ma alle famiglie, quindi alle giovani famiglie con i bambini. Abbiamo dei musei bellissimi anche per i bambini, ma molto spesso si cerca anche, soprattutto d'estate, magari anche un parco tematico, qualcosa di, ecco, più dedito al divertimento. Il Belluno, Feltre, vedete la Val Comelico, Canale d'Agordo, quindi abbiamo cercato di arrivare bene sulle Prealpi e sulle nostre Dolomiti. Ci manca ancora molta strada, senza dubbio, e come vedete abbiamo mappato anche tutta la zona dei Colli Euganei, Terme Colli, e che noi un pochino abbiamo un po' di facilità di relazione gestendo da diversi anni gli uffici turistici di Abano Terme o di Padova e così. Piove di Sacco, poi i dintorni, appunto Padova, la provincia di Padova, Cittadella che è entrata a pieno perché poi abbiamo inglobato alcune forme che più che card sono bigliettazioni uniche, quindi Cittadella che è stata molto brava a portare a casa tutti i suoi beni, i suoi monumenti già collegati in maniera molto abile con un biglietto unico, li abbiamo un pochino riportati tali e quali, rispettosi di tutto il lavoro che giustamente è stato già fatto in tanti anni per visitare e gustare Cittadella. Treviso, vedete i musei comunali, dal Santa Caterina al Museo Bailo, piuttosto che i territori anche dei dintorni con le ville e le dimore storiche. E logicamente ci siamo dovuti dare uno stop per la configurazione, per andare online, come diceva Stefan, avremmo già dovuto essere online e siamo già in ritardo, per cui giugno deve essere il momento un po' per testarci, vedere l'avvio e dare comunicazione e promozione, innanzitutto ai nostri uffici turistici che diventano proprio le casse operative, diventeranno le casse operative insieme ai musei che lo vorranno. Per vendere e promuovere appunto la card in loco, in situ. Arriviamo appunto a Vicenza con un territorio senza dubbio sul quale dobbiamo tornare a bussare e a chiedere, piuttosto che Bassano, appunto Possagno, che invece è la gipsoteca di Canova, reduce dai festeggiamenti canoviani, ha abbracciato il progetto in maniera immediata e anche molto entusiasta. Rovigo, che sta stilando anche la sua nuova card cittadina, per cui vedete un pochino un esempio qui di tematismo perché abbiamo cercato di raggruppare con delle aree di interesse quelle che sono le città murate o le ville e le dimore storiche, di cui il Veneto veramente è costellato di queste pietre preziosissime, molte delle quali dobbiamo cercare anche di ravvisare, devono essere fruibili, perché sappiamo che molto spesso la criticità è che non lo siano sempre comunque, quindi rischi di vendere un prodotto che poi non può essere visitato. E quindi far matchare, far unire tutto diventa anche qui un po' un cono di imbuto nel quale dobbiamo passare. Quindi vedete un esempio dei musei della Marca Trevigiana,
quindi abbiamo da Asolo a Castelfranco a Montebellunia, Possagno che abbiamo già citato più volte, e Treviso, è un esempio di un tematismo altro che sono le ville e le dimore storiche, per cui si parla di ville che sono sedi per lo più private, alcuni sono civici o appunto come la Casa del Petrarca è civica perché fa parte della rete dei musei del Comune di Padova, o Villa Bassi, Ratkeb, che è sede del Museo Civico di Abano Terme, tanto per andare nello specifico, mentre le altre, tranne Villa Contarini appunto, che è statale addirittura, abbiamo gli altri che sono privati, quindi gestiti da gestori privati. Allora, vediamo di andare avanti. Qui abbiamo appunto riportato la grafica perché ne siamo molto felici. Adesso abbiamo la brochure che voi vedete qui, questo rettangolo Veneto My Card con questo verde molto acceso e le card possibili con i tematismi, la card per gli adulti, ci sarà la card per i ragazzini, per i bambini e per i ragazzi, quindi con diversi segmenti anche economici, giustamente, per permettere e agevolare alle famiglie sempre di più, anche economicamente, andare incontro a loro e vivere appieno l'offerta che abbiamo cercato iniziale, con la quale abbiamo cercato di partire. Ecco, rimango a disposizione se avete delle domande, qualcosa di poco chiaro nella mia esposizione, sono qui. Grazie. Chiara, Allora, forse intanto, potremmo anche dire, insomma, abbiamo detto un po' le tre tipologie di card, adulti, giovani, bambini. Possiamo anche dire chiaramente che la card, come è già stato anticipato, travalicherà il 2024, quindi se parte, diciamo, tra fine giugno e inizio luglio, Assolutamente, potrà va a essere giugno utilizzata, no, 2025. abbiamo detto fino a marzo 2025 e poi diciamo i costi dei pacchetti apparentemente possono sembrare elevati, ma in realtà voi dovete immaginare che ad esempio già una Carinthia Card costa 85 euro o una Steiermark Card costa 90 euro. Quindi sono prezzi, come dire, che saranno variabili tra quant'è il minimo, insomma, del pacchetto, mi pare 35 siamo Sì, sul ci sono pacchetto. pacchetti che sono ancora sui 25-28 euro, però diciamo che il costo medio va sui 35-40 euro, però hai dentro degli attrattori che hanno condizionato logicamente anche un po' il bilanciamento economico, Certo, perché certo, ma il anche i senso. musei civici, sì, prego. No, no, il senso è dire che a seconda del tematismo che si acquista online e uno può abbinare anche più tematismi, chiaramente diciamo cambia il costo, ma diciamo è un Assolutamente. costo assolutamente coerente con quello che viene offerto per un periodo così ampio, insomma, ecco. Molto lungo, molto ampio, perché appunto arriveremo a riconoscere anche i 12 mesi di fruizione, per cui invita a ottimizzare, come dire, il proprio investimento, ecco, a non fare come spesso succede acquisti e poi vedi quelle 3-4 siti perché hai poco tempo, perché non vi puoi ritornare. Quindi questo è un plus non indifferente. Tra l'altro, appunto, anche andare incontro a diverse esigenze, andare incontro a diverse politiche comunque cittadine, per cui i musei civici c'è chi rende gratuito l'accesso fino ai 12 anni, altri fino ai 18, altri invece fanno pagare, quindi diventa veramente troppo segmentabile. Abbiamo dovuto trovare dei denominatori comuni per far accedere a delle cifre appunto ragionevoli e sfruttare il plus della scoperta, anche cercare di arricchire con delle nuove esperienze. Il lavoro che dovremo davvero da qui a poco iniziare a sviluppare è
portare a casa o rinforzare alcune città che magari hanno risposto poco, alcune zone che hanno risposto poco, quindi essere virtuosi, portare dei buoni numeri, di buoni esempi per diventare ancora più attraenti e poi lavorare per i trasporti che certamente, diventerebbero, un asset di grande forza dentro una card che per ora riunisce le bellezze, ecco, di cui sicuramente non siamo poveri. Come vedete ci sono anche dei nomi che non sono i soliti monumenti, i soliti visti, i soliti più conosciuti, ma cercano di restituire, ecco, un valore anche molto, se vogliamo, sempre più avvalorato in questi ultimi anni dello slow, quindi un turismo lento che mira ad andare a scoprire il territorio con le sue peculiarità, le sue specificità, per cui, ringraziamo molto anche veramente la zona prealpina e il bellunese perché, con la ricchezza dei musei cosiddetti più piccoli o minori, che è un brutto aggettivo, danno veramente invece un'ampia visibilità a tutta quella che è la nostra regione con le sue specificità. Provo a dire io qualche altro Sì, pacchetto di grazie card, Stefan. appunto, oltre ai musei della Marca che sono stati citati, abbiamo appunto il tematismo castelli e città murate, già citato ville e dimore storiche, ma poi anche i musei d'arte, storia e natura che mette insieme quelli che sono stati evidenziati essere i musei del termalismo, il museo dei colli, il museo dei grandi fiumi, il museo della Rotonda, museo di storia naturale, musei archeologici, eccetera. Quindi vedete che i tematismi e poi, appunto, come sottolineava poco fa Chiara, anche arte e cultura sulle Dolomiti, che raggruppa appunto l'offerta sostanzialmente dell'area che va tra Belluno, Feltrino, Comelico, eccetera. Ovviamente uno può invece online andarsi a costruire pacchetti più ampi, cioè tutto il tema arte e cultura può metterlo insieme e diciamo avere una card, una super card che Mh-mh. consente di mettere insieme tutti questi tematismi, così come Ville e Castelli raggruppa poi, come dire, i due circuiti, come dire, di due tematismi già citati. E al netto di alcune, diciamo, limitazioni che chi, diciamo, ha aderito al circuito può averci posto, in teoria uno può anche comporre, come dire, la propria card, come se componesse il proprio carrello. E a fianco Mh-mh. nel carrello puoi inserire anche le esperienze che invece sono presenti già nel DMS, laddove chiaramente la destinazione si sia attivata. Diciamo che questo tipo di strumenti, il funzionamento di questo tipo di strumenti non dipende tanto dalla tecnologia. Io dico sempre, la card è una cartina di tornasole di quanto una destinazione è organizzata o strutturata. Questo vale a livello locale, ma vale anche evidentemente a livello regionale. E il DMS è lo strumento, come dire, che consente alle destinazioni di organizzare sul digitale la propria offerta. Eh, Qualcuno può dire, ma ci sono le OTA, ci sono Booking, Expedia, Airbnb, eccetera. Sì, ma intanto le OTA, diciamo, giocano per se stesse, quindi noi sappiamo come operatori a volte anche il costo delle commissioni, ma io dico che è sempre molto importante mantenere in capo a destinazioni e imprese l'organizzazione dell'offerta sul digitale. Questo vale sia per le esperienze, vale per le singole attività e vale anche per uno strumento come la card. Quindi Francesco e tutti voi siamo i blocchi di partenza. Avete visto con Chiara Marangoni e Nadia, che ringrazio, insomma, qual è l'offerta di base oggi della card, ma è un'offerta che, diciamo, in vista anche del 2025 potrà solo che arricchirsi e quindi se anche voi vedete che ci sono realtà del vostro territorio, penso appunto al Museo di Montebelluna, ma anche altre, però noi, insomma, siamo, proprio perché componibili la card disponibile già ad aprire oggi, come dire,
una relazione per poter implementare la card in vista di una successiva edizione. Diciamo, qui oggi la lanciamo, tra 2 settimane la presentiamo ufficialmente, ma poi c'è tutto il tempo per costruire un prodotto sempre più ampio e sempre più personalizzabile. Ecco, io mi scuso, mi devo scollegare per partecipare a Immagino. quest'altra riunione, ma ci tenevo a sottolineare questi aspetti, insomma, come dire, di continuo work in progress e arricchimento che la card può Molte dare. grazie e intanto buon lavoro e poi insomma faremo tutti quanti i commenti, ma allora proprio anche per valorizzare il tempo delle colleghe. Grazie ancora Stefan e a presto e grazie per il supporto anche Grazie a a questa voi, iniziativa. grazie. Ciao. No, allora io anticipo magari delle domande intanto alle colleghe che riguarda appunto, abbiamo parlato che c'è il coinvolgimento di attrattori ed esperienze. Abbiamo visto, ecco, da questo punto di vista, come funziona questo processo di, diciamo, attrazione? Nel senso che Francesco Redi si sveglia e dice, oh, guarda, non c'è il museo di Montebelluna, chiamo in regione cittadino, chiama in regione, dice, oh, ma... no, e quindi questa qui, diciamo, è la prima domanda, proprio anche per poter diciamo, anche supportare questo processo senza che ci sia parcellizzazione di richieste, ecco. Viene compilata una scheda, logicamente, da parte del gestore, da parte del possibile fornitore, con questo termine un po' così magari inappropriato in alcuni casi. Noi abbiamo stilato da prima una specie di una richiesta, logicamente, di adesione al progetto, che non andava a normalizzare il tutto in maniera pedissequa come un vero e proprio contratto, ma andava già a formalizzare comunque che il gestore, il proprietario si impegnava a così concedere il proprio bene, l'ingresso ad una tariffa scontata, ad una tariffa interessante, la politica di questa tariffa, quindi per che età, con che durata. E poi l'accordo viene preso commercialmente con Copculture, che è il partner commerciale, quindi tutta la parte economica di gestione dei pagamenti che poi viene fatta ai fornitori, se non sono, perché c'è una possibilità anche doppia di far comparire alcuni fornitori, metto il lato experience, per esempio, se uno è il gestore di una cantina, se uno è il gestore di un ristorante che propone così degli aperitivi particolari, delle degustazioni o delle visite, che ne so, con il sommelier, faccio degli esempi, si può anche avere un rapporto commerciale diretto per cui il gestore stesso, o se vi è un'agenzia viaggi, introiti gli incassi direttamente. Ecco, senza che Bene, passi diciamo per che Copculture, che fa esatto, da questo allora collettore quando c'è il pacchetto, perché lì siamo un pochino messi noi, come dire, ad un cancello dove dobbiamo mettere uno stop, per cui c'è la finalizzazione quando tu stai andando ad acquistare direttamente attraverso il sito Veneto My Card da un gestore, quindi io sto comprandomi la degustazione in cantina, allora sto pagando la cantina. Oppure se sto comprando un pacchetto in quel momento che mi va bene, le ville, dimore storiche, perché ho voglia di farmi un giro e vedermi in 6 mesi tutte le ville che sono contemplate nella card, allora lì sto dando i soldi a Coop Culture, che poi riverserà ad ogni proprietà. certo, Logicamente se quindi con un io solo contratto che per... normalizza tutto. Certo, quindi diciamo che ci sarà un form sul sito di riferimento, che sarà Veneto My Card, e da lì diciamo, l'operatore o il gestore del sito, immaginiamoci anche un ente pubblico, insomma, può creare contatto ed entrare all'interno di questo sistema. Io Assolutamente. ho una seconda domanda che poi lascerei anche perché le anticipo perché qualcuna l'ho già vista. La seconda è, bene, al di là di, diciamo, diventare parte attiva o fornitore, no, usiamo questo termine solo così, per capirci meglio, per convenzione, ma al di là di questo, che cosa può fare che ruolo può avere un operatore
oltre a questo. Mi immagino anche solo in termini di promozione della card o di diffusione, non so se la card è solo è fisica o è solo, come si dice, o è solo La card è digitale. totalmente dematerializzata e quindi è digitale. Esiste sul tuo smartphone, esiste sul tuo cellulare o se ti stampi qualcosa con un QR code e un codice che poi possa essere letto, leggibile perché ha bisogno di essere smarcato l'ingresso. Perfetto. Per cui Ottimo. un museo piuttosto che una cantina avrà le sue coordinate, username e password per accedere in quello che è il TOSC, lo spazio che Feratel dà a ciascun fornitore per poter leggere e vedere. Vediamo come sta andando l'andamento, quante card hanno venduto, dove c'è dentro il mio bene, la mia offerta, la mia esperienza. Quindi tutto ciò è continuamente riscontrabile, visibile con vari livelli, logicamente di lettura e di interazione, uno può vedere poi avere anche con delle query, avere un export di quelli che sono poi anche i passaggi economici, quanto alla fine dovrà fatturare a Coculture che gli verserà, ecco, per Bene, capirci. grazie. Allora, abbiamo già una domanda. Grazie dell'intervento. Ecco, volevo. Nome e cognome? Sono Manlio Reffo, mi occupo di comunicazione innovativa in realtà aumentata, coinvolgendo imprese, arte, cultura, turismo e territorio. Ecco, chiedevo questo. In questa Veneto Card, quale attenzione viene dedicata alla problematica dell'accessibilità, quindi persone in sedia a rotelle, eh, persone con cecità, eccetera? Quale descrizione, quale attenzione possiamo dedicare a queste persone? Perché uno dei grossi problemi è quello di dire, ma vado in un posto, ma è accessibile? Allora devo Stiamo parlando di una preoccuparmi di card, stiamo telefonare, parlando di una eccetera. card, stiamo parlando di una Sì, card turistica. Quando tu compri una certo. card stai comprando i monumenti, quindi ogni monumento, logicamente, a parte che come dicevo il 90% sono musei civici o sono dimore storiche aperte al pubblico, per cui quando ci sono preclusioni o difficoltà cercheremo di rendere il tutto più possibile leggibile per chi ha giustamente necessità di ravvisare queste peculiarità. Quindi quando tu compili bene attraverso il DMS una scheda fornitore, tutte queste informazioni le devi avere. Noi siamo in questa fase che stiamo configurando tutti i beni, tutti i cosiddetti point of interest, che l'acronimo è il POI, per chi usa il DMS lo sa, per cui non spetta alla regione o a Coop Culture costruire una card accessibile, sono i gestori dei beni che devono dare accessibilità ai propri beni e dove questo non vi dovesse essere per delle difficoltà o che verrà evidenziato. Grazie, grazie anche a te. Bene. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Non so se da casa ci sono delle domande. Non sento più, mi spiace, sto sentendo molto Adesso mi disturbato. sente? Adesso mi senti? È un Prova, po', prova. è un po' sporco comunque. Ditemi pure perché poi anch'io devo proseguire. Certo. Non Grazie. so che domanda. Scusate solo un attimo che riprendo, che poi ti liberiamo. Allora, la domanda è la seguente. Una domanda per il professor Marchioro, ma fondamentalmente vedremo riguarda fondamentalmente la gestione della privacy, ma immagino che ci sia i dati come vengono gestiti, i Beh, dati lì per. la gestione della privacy, stiamo parlando logicamente dei dati da parte del cliente, la privacy del cliente. Se ne Sì. fa, essendo Coop Culture poi che ha
la parte per quanto riguarda la nostra, come delega della regione, qualora dovessimo fare informative, newsletter e quant'altro, logicamente la regione delega Coop Culture e per quanto riguarda poi la tutela della privacy è tutelata da Coop Culture. E per quanto riguarda invece il sito Veneto My Card, il gestore è comunque la Regione Veneto, non della parte commerciale, perché per la parte commerciale, come ho già detto, è Coop Culture, ma il sito web, quindi verrà realizzato a cura e proprietà, come è giusto che sia, è la Regione del Veneto. Bene. Allora, io non so se ci sono altre domande, se no passerei alla seconda parte del nostro incontro, così lascerei anche, ringrazierei. Grazie. Per cui se ci sono delle candidature o delle volontà così di farsi avanti, di avere ulteriori richieste o quant'altro, Nadia, vi lascio magari in chat l'indirizzo mail di Nadia, perché Nadia è stata l'abilissima tessitrice che è riuscita un po' a seguire e a portare a casa la maggior parte di questi risultati. Quindi la ringrazio ancora per Bene. tutto il tempo e la dedizione. Allora, Ecco, allora noi grazie ci Nadia che hai permettere- messo. Allora, grazie. Allora noi ci permetteremo di, come si dice, condividere questo con Certo, gli iscritti in maniera tale, certo. anche con gli stakeholder che magari non hanno partecipato direttamente, ma con cui siamo in Se contatto. fossero, certo, Certo, interessati. Vi questo poco ringrazio ma per sicuro. l'ospitalità. No, grazie a voi Vi e auguro a buon presto. lavoro. Buon lavoro anche a voi, intanto. Grazie, Grazie. grazie, Invece un arrivederci. applauso per la vostra Grazie, buon lavoro a partecipazione. tutti. Grazie. Arrivederci. Allora, bene, intanto non immaginavo che fosse un'anteprima. Allora, secondo me l'idea di una card funziona sempre molto bene, soprattutto quando c'è un'offerta così abbondante come abbiamo non solo nel territorio, ma in regione. Secondo me una valutazione da, diciamo, esperto, il prezzo è assolutamente accessibile, il vantaggio enorme, per cui stiamo parlando di pacchetti che vanno dai 35 ai 45 euro, soprattutto perché la durata parlano di 6 mesi, un anno, e insomma è veramente uno fa tempo abbondantemente a recuperare l'investimento, sia che sia un turista, sia che sia un cittadino veneto che gira, no? E il tema della segmentazione, secondo me, va molto interessante. Sulla personalizzazione vorrei vedere come funziona, ma l'idea che ci sia questa integrazione con il DMS, che quindi diciamo, va a prendere in questo, come lo chiamano, lo scatolone, no? Questo grande database è assolutamente interessante e non vedo l'ora. Allora, diciamo in conclusione, noi ci eravamo preparati due ultimi slot. Il primo, e qui condivido io lo schermo, è che il 2024 è l'anno delle radici. Adesso devo trovare il verde e quindi eccolo qua. Allora, il 2024 è l'anno delle radici. No, questo è sbagliato. Poi, ok, perfetto. Allora, il 2024 è l'anno delle radici. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Ministero degli Esteri sta investendo nel attivare un percorso assolutamente interessante sul tema del turismo delle radici per dare la possibilità a tutti quei italiani che sono emigrati all'estero di prima, seconda, terza generazione, in qualche modo di visitare i propri luoghi di origine. E vi assicuro che la domanda di questo segmento turistico è elevatissima. Cioè, per farvi un esempio, uno dei paesi più visitati ultimamente da questo segmento è Macerata, no? Perché uno dice, vabbè, ma Macerata cosa c'è che può andare a vedere? Una Macerata torna e va a riconoscere un cugino che non aveva mai conosciuto, va a vedere i posti che
gli erano stati raccontati dai genitori, appunto alla ricerca delle proprie radici. Per i più sensibili su questo tema, prima di parlare dell'iniziativa, vi do un consiglio per me emozionante, io mi sono emozionato. Questo qui è forse uno dei portali più importanti ed è emozionante, no? Si chiama familysearch.org. Praticamente, e non mi soffermo qui perché è una cosa non professionale ma personale, e viene utilizzato da miliardi di persone nel mondo. Poi scrivete nome, cognome, luogo di residenza, anno di nascita e probabilmente vi va a trovare le connessioni, io non lo so pronunciare bene, qualcuno lo pronuncerà per me, ma ci siamo capiti, scusate, è un mio bug. Ed è molto interessante per vari motivi. Viene utilizzato perché integra tantissimi archivi mondiali. Quindi stiamo parlando che non è solo per gli italiani, ma magari un turco vuole ricercare le proprie origini per cui immaginiamoci la mole di dati che hanno qui, ma ci sono anche tanti come me che in qualche modo inseriscono il proprio albero genealogico con la speranza di essere utile e magari di trovare ulteriori connessioni. A questo trovate documenti, foto, qui magari c'è il vostro bis nonno di cui magari potete trovare una foto e magari trovate anche delle somiglianze e vi assicuro che sono dei colpi emozionali. Volevo condividere con voi questa cosa e qui ci sono degli esempi di che cosa potete trovare all'interno di questo portale che è completamente gratuito, per cui assolutamente. E su questo fa riferimento anche questo programma del Ministero degli Esteri. Perché? Perché ci sono un sacco di ricerche di persone che vanno a vedere, che poi contattano i comuni sono sommersi di richieste di accesso ai documenti che non riescono neanche a gestire. Allora, il programma, perché il 2020, allora, pensiamo così, il 2024, anno del turismo delle radici, non è che poi il 2025 basta, è finito, non vogliamo più questo segmento, no, assolutamente. È un modo per iniziare un percorso e dove probabilmente grazie a degli investimenti di comunicazione si cercherà di creare anche un sistema, un meccanismo, una grande rete. E per questo all'interno di questo portale, ma anche sui social, vedete, insomma, stanno iniziando con i tempi che magari sono quelli di un ministero, si fanno anche le battute, però vi assicuro che gli investimenti e le azioni sono state messe in campo, per cui vale la pena che ve lo segnali. Perché? Perché a livello nazionale anche, cliccando qua sul tema delle esperienze, io qua qui è già la card, ma sul tema delle esperienze ci sono attività ed eventi, andiamo a vedere che so io delle attività e ovviamente io ce l'ho in italiano, ma è in diverse lingue, per cui non necessariamente un italiano di terza generazione che sta in Canada magari sa leggere l'italiano, anzi probabilmente parla il siciliano, il calabrese o il veneto, come succede a noi che abbiamo attività in Canada, no? E che quindi parliamo o in veneto o in inglese, per cui non c'è questa, scriviamo in inglese e comunichiamo in veneto.
accedono a questo portale e trovano delle esperienze che vengono in qualche modo proposte da chi riesce in qualche modo a volersi proporre. Anche qua c'è una card, ok? Che è, dove io mi sono registrato, volevo farvi vedere un po' come funziona, ma una volta che vi siete registrati potete aggiungere un servizio che fondamentalmente, adesso poi vi faccio vedere, perché comunque nell'aggiungere un servizio quello che dovete sapere è che c'è un portale per ogni regione, perché effettivamente cioè non è che l'abruzzese è più interessato eventualmente alle offerte che vengono fatte. Diciamo, il residente estero di origine abruzzese è interessato a quello che succede in Abruzzo, no? Per cui è stato diviso in questo. In Veneto c'è questo portale dove ci sono varie cose e noi abbiamo già iniziato a partecipare, ma fondamentalmente una volta che vi iscrivete, date nome e insomma la solita banalissima forma di registrazione, venite valutati perché ovviamente io ho fatto la prova, ho messo una partita IVA finta e mi hanno scritto che la partita IVA non esiste e allora proprio anche per vedere la serietà, per cui venite validati, insomma entrate e fondamentalmente qui siamo noi, ma tendenzialmente questi sono i contenuti che vi vengono richiesti, per cui una descrizione dell'esperienza, le informazioni, la località e una serie di dati che sono qui disponibili. Allora, funzionerà? Non funzionerà? Beh, allora, a me non è dato di saperlo. Quello che so e che vi posso riportare è che comunque questo portale è oggetto di ingenti investimenti, per cui non è un portale che rimane là e basta. Per cui il fatto che ci siano, lo abbiamo visto tante volte, no? Si recuperano informazioni, si fa rete, eccetera, eccetera, ma poi non c'è una strategia un piano di comunicazione, cioè, ma poi non c'è, come si dice, la risorsa finanziaria che ti permette di attivare la macchina. In questo caso, secondo me, vale la pena, è ovviamente gratuito ed è interessante, soprattutto perché riguarda non necessariamente le destinazioni più importanti, ma come vi dicevo, si parlava di Macerata, si parlava di Fregona, per dirvi, si parlava di tutti quei luoghi che comunque hanno avuto un forte flusso di immigrazione. Qua il consiglio che io vi posso dare è di andare su italeaveneto.com e qui trovate la possibilità di registrarvi attraverso la Italea Card. Qui vi potete registrare e mettere la vostra offerta. La seconda cosa che prima di andare alle conclusioni della giornata, e quindi chiamerei qua anche Cristian Brugnaro proprio per poi arrivare alle conclusioni, è che come probabilmente avrete notato sui social, è stato lanciato un Save the Date chiudo qua, dalla strada del vino strada del vino Asolo e Montello, proprio perché nella settimana del 19 al 23 è in previsione, c'è un save the date, per cui questo vuol dire che insomma, che si realizzerà un festival, l'Asolo Montello Fest, è la prima edizione, quindi tenetevi pronti, scaldate, si chiama Asolo Montello, quindi non è che di Asolo o del
Montello. Verranno realizzate le attività in entrambi i territori e avrà una coda lunga fino a luglio, che insomma è importante, quindi raccoglie in maniera molto più ampia le varie iniziative. Ve lo diciamo in anteprima proprio perché c'è un save the date, ma il lancio è questione di ore, per cui per ogni altra informazione c'è il sito della strada del vino e poi troverete lì molte informazioni. Non so se volevi aggiungere qualcosa appunto su questo. Allora, proprio... diciamo che la volontà di questo percorso, che poi vedrà l'ufficializzazione nel giro di breve, vuole, diciamo, tentare l'unione tra le due realtà, no? La strada del vino in sé è già un contenitore che permette questo, cioè il dialogo tra l'Asolano e l'area della Montegliana, che geograficamente sono limitrofi, ma in realtà dialogavano con poca sinergia. E questa struttura permette il dialogo sul tema vino e prodotti tipici, però era necessario provare, e ripeto, è un anno zero, la possiamo definire così questa, cioè è il primo tentativo di dialogo tra due realtà. Il percorso vedrà, diciamo, a grandi linee dei momenti di confronto, dei convegni, delle, diciamo, possibilità informative e una degustazione, diciamo, alla chiusura di queste giornate. Il tema della ristorazione sarà in sinergia con l'accompagnamento di questa settimana, possiamo definire o quasi, di eventi nel territorio e poi ci sarà, diciamo, invece questa cena di gala nel Montello, precisamente nella abbazia di Sant'Eustachio, che sarà la coda lunga di questo Asolo Montello Fest, organizzata dal Montello a Tavola per il 25 di luglio. Lì, diciamo, ci sarà anche la possibilità di avere e degustare dei prodotti del territorio, dei vini naturalmente provenienti anche dalla strada e selezionati dal Montello a Tavola stesso, e anche lì, come giustamente accennava prima Francesco, anche il Montello a Tavola con questo evento, diciamo, di fine luglio ha da poco lanciato il Save the Date proprio per informare di questa iniziativa. Io ritengo che la dinamicità di queste iniziative sono proprio date dal fatto che ci sono degli imprenditori e ci sono delle realtà che vogliono mettersi in gioco. Come tutte le iniziative, purtroppo non c'è la garanzia del buon esito. Il maltempo è uno di quei temi che purtroppo drammaticamente attuali possono portare delle, diciamo, trasformazioni sui risultati aspettati, però non possiamo neanche qui stare ad aspettare il sette che leva, come suol dire, quindi è fondamentale che ci sia questa dinamicità. Io ringrazio quindi sia da una parte la strada, sia i ristoratori del Montello per credere in questo tipo di progetto, perché, ripeto, sono delle iniziative che hanno importanti investimenti e per l'iniziativa del 25 luglio anche uno scopo di beneficenza, quindi addirittura va riconosciuto che tutto lo sforzo che viene messo in campo è per uno scopo benefico, per la Città della Speranza, per la precisione. Mentre l'iniziativa della Strada del Vino, che apre questo percorso di dialogo, è i primi passi per poter provare a costruire una tematica diffusa. Ripeto, può essere oggetto di miglioramenti, di integrazioni, di migliorie che sicuramente verranno e ne saranno tenute conto. Però era necessario iniziare quello che altri territori hanno già messo in campo. Non è semplice, non sempre trova, diciamo, il consenso da parte di tutti, però era fondamentale partire.
E direi che al momento, diciamo, per questo save the date possiamo dire questo. Poi Certo. seguiranno i dettagli più precisi dell'iniziativa anche dalla strada stessa, insomma, ecco. Certo, assolutamente. Bene, allora noi diciamo che questo, allora, intanto se avete domande di qualsiasi sorta, lo sapete adesso via email, Certo. personalmente, attraverso l'intelligenza artificiale che Esatto. sta già usando. Nel weekend qualcuno avrà provato. Sì, sì, sarei curioso di vedere da un punto di vista di immagini cosa magari fuori, perché io mi sono sbizzarrito ieri sera anche a fare delle domande strane, ecco, vabbè, ma a parte queste cose, allora, qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva anche riguardo agli strumenti e alle opportunità che abbiamo presentato oggi. C'è anche attraverso email in qualsiasi modo, e noi in ogni caso diciamo concludiamo Sì, in attesa anche della data del convegno, la data che del è un incastro. È un incastro tra disponibilità regionali, tra disponibilità del posto, tra l'Asolo Montello Fest, tra Certo. tante iniziative che ci sono in corso, e quindi tra, ripeto, un periodo che dobbiamo aspettare di attesa nei primi nei primi giorni di giugno per motivi elettorali, come dicevamo, e quindi comunque ci si concentra verso la fine del mese di giugno. Anche noi lanceremo il save the date a stretto giro del convegno. In quell'occasione chi avrà maturato il diritto, come auguro e spero tutti i partecipanti, riceveranno il patentino dell'ospitalità dell'edizione del Montello di quest'anno. Sarà un bel momento anche il convegno, lo stiamo Certo. costruendo sempre con contributi da parte di ciascuno, e quindi sarà sempre una bella mattinata intensa ma piena. E niente, quindi l'appuntamento è fra circa un mesetto per al Meve, questo sì, e ci rivedremo con nuovi stimoli e con anche l'incontro finale che chiude questa iniziativa di quest'anno. Insomma, ecco. Va bene? Bene, allora io ti devo ringraziare Grazie a a voi. nome di tutti e anche a nome nostro diciamo, per tutti gli stimoli. Ringraziamo voi, sia quelli che sono venuti presenti, sia quelli da casa, e siamo sempre a disposizione per ogni approfondimento. Grazie a voi. Ciao. Arrivederci.